La panca veniva usata non per le famiglie che si sedevano o presenziavano la sera, ma bensì da personaggi poco affidabili che ne facevano un uso improprio per affari loro anche poco leciti e presidiavano la piazza, la panca, per più ore lasciando anche immondizia, sporco, e quindi abbiamo così preso l'iniziativa di limitare l'uso della panca. Delle fioriere sopra la panca così da renderla inaccessibile. È stata definita un'iniziativa anti-Maranza, quella presa dal comitato di Piazza Mazzini in accordo con l'amministrazione di Jesolo per limitare e di fatto impedire che giovani o giovanissimi, spesso ubriachi, facciano del luogo un posto di controllo e di ritrovo. Limitiamo anche l'uso dei bagni che veniva fatto da persone che si andavano all'interno per lavarsi e fare le loro cose e non erano a servizio della comunità. Dopodiché è stata presa un'iniziativa con i locali di Via Nievo di chiudere alle 3 e non più andare avanti fino a oltranza, fino al mattino, in maniera da limitare che chi usciva dalla capannina non uscisse dalla capannina alle 3, che è l'orario di chiusura, e dopodiché si fermasse qui in piazza a fare di tutto fino al mattino, e quindi creava disagio. Non solo, alle forze dell'ordine è stato messo a disposizione in piazza anche un parcheggio prima adibito a carico e scarico e chiuso dall'1 di notte alle 7 del mattino, Galleria Schiavon. Sono cambiati i tempi, purtroppo oggi si va a estremizzare molto perché bisogna comunque far vedere che sia qualcuno con questi gesti. Io ritengo che la strada tracciata con l'amministrazione e il comitato sia importante e abbiamo definito un percorso. Il percorso è quello di dare alla piazza un significato di salotto, e questo è importante che venga recepito da tutti.